Vistosi scoperto, ha prima tamponato la volante per aprirsi la via e poi, durante la fuga, ha più volte speronato l'auto della polizia per mandarla fuori strada, ma gli agenti non si sono arresi e alla fine l'hanno arrestato mentre, in un ultimo disperato tentativo, cercava di scappare a piedi. È la roccambolesca conclusione di una rapina ai danni del bar Luna Caffè all'incrocio tra Viale della Repubblica e Viale Monfenera a Treviso. L'allarme è scattato intorno alle 3 della notte tra lunedì e martedì a causa del botto provocato quando i ladri hanno sfondato la vetrina dell'esercizio usando come ariete una Renault Clio. In pochi secondi la volante è piombata sul posto, sorprendendo due individui intenti a trascinare fuori dal locale un apparecchio cambiavalute. Uno dei due se l'è data a gambe dileguandosi, l'altro invece è salito in macchina dando vita ad un vorticoso inseguimento per le vie della zona, senza decelerare neppure quando i poliziotti hanno sparato in aria 2 colpi di avvertimento. Il pronto intervento della volante è riuscito a sventare questo colpo, però l'autore non ha desistito e ha ingaggiato un inseguimento piuttosto rocambolesco, tanto da urtare le nostre autovetture in più occasioni, finché la manovra operata in sicurezza dagli operatori ha permesso al soggetto di uscire dalla macchina, fuggire in mezzo ad un vigneto, ma ad essere arrestato pochi istanti dopo. Si tratta di Riccardo Pavan, 45enne trevigiano con diversi precedenti. L'auto era la sua, ma per renderla più difficilmente identificabile aveva contraffatto con lo scotch le cifre della targa francese. Con lui, oltre alla refurtiva, aveva tutto l'armamentario da scasso. Sì, refurtiva sicuramente è un aspetto importante dell'operazione. Per noi è più importante aver arrestato un soggetto che viaggiava col passamontagna, che viaggiava con un'autovettura carica di piedi di porco, tronchesi, una targa alterata, un coltellino, un teaser che è uno storditore elettrico, quindi la nostra attività è quella di aver assicurato alla giustizia un soggetto che riteniamo fortemente pericoloso. Arrestato con le accuse, tra le altre, di rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, gli agenti infatti sono rimasti lievemente contusi a causa delle sportellate durante l'inseguimento, è ora a disposizione del magistrato.